Serie B Win. Appassionati. Appassionati della Serie B Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo allo stadio Braglia di Modena. Tra pochi minuti in scena Sassuolo e Bari. La capolista è tornata alla vittoria nel precedente turno, andando a vincere per 2-0 sul campo della Regina dopo 5 turni senza vittorie. Dall'altro lato il Bari che rivede il Braglia dopo 4 giorni impegnato nello 0-0 contro il Modena. Fischia Giancola, comincia Sassuolo Bari. Adesso da Junco, lo gioca in profondità, Defendi dentro, Caputo, la sponda per Ghezzal, prova col destro, la risposta di Pomini in calcio d'angolo. Parte benissimo il Bari con il destro di Abdelkader Ghezzal. Il pallone messo in mezzo, ci arriva dall'altro lato Troianiello col destro, contrato da Rossi e poi la Manna non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Che prova dalla tre quarti a puntare l'uomo, il numero di Berardi, doppio dribbling con il destro, la battuta, attraversa, pallone in campo, lo recupera la Manna. Grandissima giocata di Emanuele Berardi. Prova la progressione, allarga per Pavoletti, va dentro Troianiello, Berardi adesso, pallone di ritorno, ancora Pavoletti con il destro! 23 minuti, il vantaggio della Sassuolo con l'11° centro in campionato di Leonardo Pavoletti. Si mette il pallone sul destro e col piattone va a indovinare l'angolino più lontano, la Manna può solo guardare. Il secondo tempo, allontana Magnanelli, Bellomo carica il destro, sporcato, pallone in corner. La conclusione di Nicola Bellomo, ancora una volta Bari pericoloso in avvio di tempo. Fischia Giancola, parte Berardi col mancino a giro, vola la Manna e mette in angolo. Gran punizione di Berardi, grande risposta di Eugenio Lamanna. Magnanelli a riaprire, ancora per Berardi, si fa vedere anche Cipsa, ma il tentativo di cross di Berardi, Missiroli col piattone, ancora un legno, palo esterno, l'azione continua, il cross di Cipsa, Troiano, fuori di un niente, doppia chance per il Sassuolo. Pallone messo dentro, il colpo di testa di Troiano, la battuta, palla che resta agli 11 metri, Defendi col piattone a giro, il pareggio del Bari, la rete di Marino Defendi dopo 28 minuti regala l'1-1 agli ospiti, ancora in gol Marino Defendi, era successo già contro il Lanciano. Il fischio di Giancola, parte Berardi col mancino, la Manna male e arriva il tap-in vincente, il 2-1 di Terranova. Il primo gol di piede su azione in questo campionato per il difensore centrale del Sassuolo. Il primo ad arrivarci è Terranova, piattone facile per lui, palla in porta, torna in vantaggio il Sassuolo a 11 minuti dalla fine. Non c'è più tempo, con qualche secondo d'anticipo arriva il triplice fischio di Giancola al Braglia, il Sassuolo batte il Bari per 2-1.